Buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo di Regione del Veneto, direzione CT e agenda digitale. Siamo qui per il secondo incontro del ciclo Oltre il PNRR. L'evento è organizzato dalla Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. Vi condivido la mia presentazione, così iniziamo e poi vi presenterò man mano tutti i relatori che interverranno nell'evento. Condivido lo schermo e comincio la presentazione. Bene, come dicevo, questo è il secondo incontro del del ciclo oltre il PNRR. Il primo è stato dedicato alla gestione delle notifiche in avvio e secondo, scusate, questo oggi è il secondo, unico accesso per l'identità digitale. Ehm, Poi ne avremo un terzo sul cloud giovedì prossimo e a maggio sui servizi digitali come bene comune. Gli incontri hanno lo scopo di approfondire il nuovo piano triennale dell'informatica e poi sia l'impatto dei bandi PNRR nei processi degli enti pubblici e vedremo alcuni casi d'uso specifici. La Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali è un'iniziativa di regione che mette assieme una serie di pubbliche amministrazioni per facilitare lo sviluppo delle competenze digitali dei propri operatori. Il modello è quello di uno scambio tra pari e i destinatari sono tutte le PA del Veneto. Ehm, Per favorire questo scambio di esperienze sono stati costituiti dei GDA, dei gruppi di approfondimento. Gli incontri di oggi sono diciamo, destinati a tutti i GDA, in particolare quello di oggi con la SPID e l'edità digitale. Il gruppo di approfondimento si chiama GDA SPID, anche se tratta, semmai le identità digitali sono diventate molteplici. Per iscriversi, e come anche per tutte le altre informazioni riguardanti le iniziative della Regione del Veneto, è sufficiente andare in MyEscanet Regione del Veneto.it, scegliere progetti e gruppi di lavoro, cliccare su Collabora e confermare la richiesta di collaborazione. La registrazione avviene come avete fatto per la registrazione di un evento come quello di oggi. Prima di iniziare l'evento, faccio partire proprio un piccolo sondaggio, così ci riscaldiamo un po'. In particolare, vi chiediamo se avete installato nel vostro smartphone l'app CID, che serve naturalmente per utilizzare la CIE per accedere ai servizi, e poi in generale se siete interessati a partecipare ai gruppi di approfondimento. Capisco che insomma, in questi 30 secondi di spiegazione è difficile, ma se andate su MyExtranet trovate tutte le informazioni necessarie. Prego Federica se puoi far partire il sondaggio. Sì, arrivo. Ok, Allora, grazie. Quindi avete solo due domande molto semplici, dovete soltanto cliccare sì, no, quindi il tempo necessario che risponda almeno la maggior parte e poi vi condivido i risultati del sondaggio. Bene, vedo che siete anche abituati e rispondete velocemente. Mancano gli ultimi una decina e poi vediamo. Boh, vedo che non risponde più nessun altro. Termino il sondaggio e vediamo i risultati. Quindi eh, il 50% ha l'app CIE installata e l'altra metà no. Eh, Vabbè, insomma, ne prendiamo atto. È importante su questo, perché vi chiediamo, perché è importante
non solo conoscere il back-end e di come funziona, insomma, la, la parte di integrazione con i nostri applicativi, ma poi abbiamo i cittadini che ci chiedono informazioni, avere un uso e avere un'app, insomma, come funziona, quale interfaccia può essere utile per fornire informazioni a tutti i cittadini. E vedo, insomma, che molti hanno partecipato anche sono interessati a partecipare al GDA. Naturalmente vi daremo informazioni più in dettaglio e anche a fine dell'incontro vi proporremo alcuni temi di approfondimento. Interrompo la condivisione del sondaggio e proseguiamo con, con la nostra presentazione. Allora, scusate, sono troppo veloce. Stamattina allora avremo più interventi. Il primo sul piano triennale sarà tenuto da me, quindi vedremo quali sono le informazioni riguardanti l'identità digitale che il piano triennale ci propone per il prossimo triennio. Vedremo con Vincenzo Masciullo, Technical Implementation Manager del Dipartimento, l'attuazione e le prospettive dell'identità digitale. Poi interverrà Stefano De Colle e racconterà MID e la Federazione dell'Identità dei Servizi Digitali per la Regione del Veneto. Poi abbiamo invertito per motivi organizzativi, parlerà prima eh, il team di design, sviluppo di engineering composto da Piero Luisi, Edoardo Manzini e Francesco Fornesero sull'identità digitale nell'app Vivi Veneto e poi interverrà Pietro Pistolato del sistema informativo di Veneto Lavoro che ci racconterà l'esperienza del login eIDAS nel portale Click Lavoro Veneto. Come vi dicevo, il piano triennale è stato pubblicato il 12 gennaio 2024 ed è insomma, lo strumento che per le pubbliche amministrazioni è importante perché stabilisce tutte le azioni per i prossimi 3 anni, sia gli obblighi che le azioni a livello nazionale. Rispetto al precedente sono stati alcuni piccoli cambiamenti. Eh, Sono state introdotte le componenti strategici come capitolo ed è su cui sono stati spostati l'organizzazione e la gestione del cambiamento, tutto quella che riguarda la parte di procurement e di ruolo del responsabile della transizione digitale e dell'ufficio transizione digitale. Poi è rimasto invariato la parte di componenti tecnologiche ed è stato introdotto la parte di strumenti dove ci sono tutte le descrizioni dei modelli di supporto, buone pratiche che il Dipartimento e Agid hanno raccolto. Sono illustrati all'inizio tutti i principi guida, che sono rimasti 11, e per ognuno è stato arricchito, oltre al principio, quindi è elencato la definizione e le norme. Nel nostro caso, quello che ci interessa di più è il quarto principio, e cioè che l'accesso esclusivo mediante identità digitale, digital identity only, le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva i sistemi di identità digitali definiti dalla normativa. Quindi questo è un principio che dobbiamo ricordare tutte le volte che sviluppiamo o mettiamo a disposizione servizi ai cittadini. L'identità digitale è trattata nel capitolo 4 assieme a tutte le altre piattaforme nazionali che qui sono ricordate qui a fianco, in particolare SPID è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione, questa è la definizione che viene data all'interno del piano, e CID che invece è diciamo, la soluzione sviluppata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è la rappresentazione informatica degli attributi che troviamo dentro la carta d'identità elettronica o comunque della carta d'identità. All'interno sono individuate anche le evoluzioni di CD nei prossimi anni sono queste elencate, l'ampliamento del set di attributi che vengono distribuiti attraverso CD, l'ampliamento delle funzionalità del portale del cittadino, qui in ogni slide trovate dei link di approfondimento, come vi dicevo verranno lasciate al termine degli incontri, tra le varie funzionalità del portale del cittadino anche la donazione degli organi e tessuti. L'implementazione dei servizi correlati al numero identificativo servizi, questo è un argomento abbastanza complesso, che non tratteremo oggi, ma sarà tra quelli che vi proporremo da approfondire con i gruppi di approfondimento. Qui avete comunque il link dove potete trovare ulteriori
informazioni, l'implementazione di una piattaforma di firma elettronica. Anche nel caso della CIE è prevista l'utilizzo della CIE per firmare, come abbiamo visto l'altra volta per l'APIO, e in questo caso attualmente c'è la firma, la FEA, la firma elettronica che non corrisponde a quella qualificata, che è quella a cui siamo abituati, che invece sarà oggetto di evolutiva. E poi l'integrazione col sistema ANPR e lo sviluppo di un meccanismo di controllo per consentire l'accesso ai servizi online ai minori attraverso il CIE con diciamo, un controllo genitoriale, vuol dire insomma, con una delega genitori, un po' quello che succede anche per il fascicolo sanitario elettronico, dove c'è la possibilità del genitore di accedere alle informazioni dei minori attraverso una funzione di autorizzazione. Oltre quindi alle evoluzioni delle varie piattaforme, nel piano triennale ci sono gli obiettivi e target nazionali. In questo caso sono molto semplici, sono obiettivi che prevedono un aumento del numero di autenticazioni in SPID e in CIE nei prossimi 3 anni. Nel 2024, come vedete, per SPID è previsto un aumento di autenticazione del 5%, mentre per CIE del 25%. Nel 2025 SPID arriva all'8, quindi più 3 rispetto al precedente anno, CIE a 35%, quindi naturalmente SPID è partito molto prima, ma diciamo, è prevista una spinta di adesione alle autenticazioni tramite CIE, in una prospettiva di integrazione tra le due soluzioni. Molte volte sentiamo che Speed scomparirà, ma non sarà sicuramente nei prossimi 3 anni. Ehm, Poi sempre nel piano triennale sono previste le linee di attenzione istituzionali che sono a capo diciamo, delle autorità nazionali, quindi Agid e il Dipartimento in questo caso. Ehm, Sono previste a marzo 2024 diciamo, alcune milestone, eh, individuare le amministrazioni che offrono servizi ai minori. Questo è un compito che farà Agid, che verrà, probabilmente insomma, contatterà e troverà un modo insomma, per trovare l'elenco di tutte le amministrazioni interessate, l'individuazione delle amministrazioni che offrono servizi utilizzabili da professionisti imprese e che prevedano l'utilizzo dello SPID ad uso professionale. A luglio 2024 è prevista la chiusura di tutti gli avvisi PNRR dell'investimento 144 e sia dei comuni che delle scuole. Per gennaio 2025 Agid prevede il completamento della federazione SPID o IDC e l'avvio dell'adesione alle autorità SPID. 2025 lo sviluppo di un meccanismo di controllo genitoriale che abbiamo visto prima, è compito del poligrafico, e a giugno 2025 l'ampliamento del set che vengono diciamo, trasmessi attraverso CAD. Quello che invece interessa a noi sono le linee di azione per tutte le pubbliche amministrazioni. Qui di fatto non ci sono linee nuove, sono solo azioni vigenti, e cioè che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi continuano e proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE, dismettendo tutte le altre modalità di autenticazione. Questo ormai è diventato una regola e quindi la dobbiamo osservare. Per quanto riguarda le PA e gestione di pubblici servizi, cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e CIE, quindi anche questo è sempre nell'ottica di sostituire le vecchie credenziali utente password che avevamo utilizzato in passato solo ed esclusivamente con servizi SPID e CIE. Le altre azioni, se vedete, sono sempre le azioni vigenti. Tutte le nuove applicazioni devono nascere SPID e CE only, a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici. Quindi anche questo sono sempre azioni che riguardano lo sviluppo e la messa a disposizione di servizi, e le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall'ecosistema SPID, tra cui OpenID Connect, uso professionale, attributi authorities, servizi minori e attributi qualificati. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che abbiamo fatto col PNRR non si ferma, ma dobbiamo continuamente progredire e adeguarci alle evoluzioni previste da tutto l'ecosistema delle identità digitali.
Io ho terminato il mio breve intervento, vedo che ci sono delle domande e risposte, ma le teniamo verso la fine perché vorrei che tutti gli utenti, tutti possano intervenire, i relatori che abbiamo invitato. Eh, Federica, come prima, lancia il sondaggio, due piccole domande brevi. La prima è se tutte le vostre applicazioni adottano lo SPID e la CIE di default. Eh, no, vuol dire che non tutte. Vedete, avete sì, scusate, sì, no e in parte, potete scegliere anche in parte, vuol dire che, non che il vostro processo di adeguamento è ancora in corso. E poi l'altra domanda è più strettamente legata alle prodotti regionali, quindi se state utilizzando MyD all'interno dei vostri prodotti, i vostri servizi. Tenete presente che MyD è integrato in alcuni servizi regionali come MyPay, e quindi se avete MyPay, sostanzialmente i vostri utenti utilizzano anche MyD. Va bene, gli ultimi secondi per completare le risposte. Le domande, ho visto che sono domande abbastanza tecniche, io darei prima, eh, farei parlare tutti i relatori, così se le risposte non hanno avuto, diciamo, risposta, le proponiamo. Ehm, Vedo che alcuni di voi alzano la mano, non è previsto che vi poniamo la parola, per cui domande o risposte sulla domande fatte attraverso la sezione apposita. Possiamo terminare il sondaggio e condividiamo i risultati. Eh, allora, per quanto riguarda l'adozione di SPID e CIE, diciamo che solo il 13% delle amministrazioni rispondono di no, quindi 15%, quindi diciamo che in teoria con tutti i servizi che se avete adottato i prodotti PNRR, scusate, avete immaginato i progetti PNRR, questo diciamo, no dovrebbe scomparire, dovremmo avere al massimo sempre sì in parte fino ad arrivare a un sì. Comunque insomma, l'85% dei comuni adottano questo tipo eh, l'identità digitali, di identificazione, mentre per quanto riguarda MyD abbiamo che un 50%, circa 44 adotta il sistema regionale e una parte non lo sa, quindi dovremmo aiutarli a capire meglio. Interrompo la condivisione, vi ringrazio sempre per la partecipazione, tutti questi dati serviranno a noi in un secondo tempo per migliorare i servizi e la comunicazione. A questo punto fermerei per interrompo la mia condivisione. Bene. Eh, Adesso la parola passa a Vincenzo Masciullo, che fa parte del team territoriale del Dipartimento per la trasformazione digitale che vi segue in tutte le azioni PNRR, che ci parlerà dell'attuazione delle prospettive dell'identità digitale. Prego Vincenzo, si vede bene la presentazione, ti lascio la parola. Salve, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno e grazie per l'invito intanto. Allora, sono Vincenzo Masciullo, sono il focal point dell'area nord-est per quanto riguarda la misura 144 e tra le varie attività che faccio seguo direttamente il tavolo per le attività relative all'identità digitale. Oggi avremo una breve presentazione nella quale vedremo lo stato di attuazione della misura, nella quale mostrerò alcuni numeri sullo status attuale e su i fondi che vengono erogati ai comuni del territorio e andremo a vedere una serie di, diciamo,
di attività fatte dal Dipartimento e di caratterizzazioni tecniche, diciamo. Allora, partiamo da una breve introduzione su che cos'è l'identità digitale, spiegandolo a chiunque è il modo più semplice e veloce per consentire ai cittadini di accedere a un unico sistema di credenziali a tutti i servizi della pubblica amministrazione e ai privati che aderiscono. Quindi in precedenza, quando ho visto il sondaggio e ho letto che alcuni di voi non hanno SPID oppure CIE per accedere ai propri servizi, parliamone, sono a disposizione per eventuali meeting. La finalità della misura 144 ha due finalità: quella di aiutare le adesioni ai circuiti SPID e CIE e far evolvere gli aderenti ai nuovi protocolli. In generale le economie che vediamo per questa misura sono di circa 285 milioni, 250 sono destinati alla promozione dei sistemi di autenticazione SPID e CIE, ma 35 milioni che riguardano NPR per l'Anagrafe Nazionale degli Strumenti Universitari non è a carico del Transformation Office, ufficio della sezione dell'ufficio della quale faccio parte io. Quali sono i benefici dell'identità digitale in generale per il cittadino e per la pubblica amministrazione? Per il cittadino abbiamo un'unica identità per tutti i servizi che evita, diciamo, la perdita delle credenziali, aumento della sicurezza del cittadino, le garanzie su un corretto trattamento dei dati personali, una semplicità e una velocità nell'accedere al servizio nei processi amministrativi. Contemporaneamente vediamo dei benefici per la pubblica amministrazione. Primo beneficio in generale è la gestione centralizzata della vita degli applicativi e delle credenziali associate, in quanto abbiamo diciamo, un salvataggio della spesa capitale, quindi del CAPEX, e una diminuzione della manutenzione delle stesse, in quanto c'è una spesa operativa inferiore, avendo un unico sistema centrale di accesso. Una garanzia a un accesso semplice e veloce, quindi una migliore produttività. Una possibilità di aumentare l'identità con ulteriori dati che provengono da fonti qualificate. Cioè, in questo momento c'è un ente dietro che ci garantisce l'identità di un cittadino, quindi queste informazioni sono garantite da un ente superiore. E ricordiamo sempre, ci sarà un prossimo rilascio di un sistema di deleghe che in questo momento è in attività, questa attività è in evoluzione e il poligrafico è già pronto per un prossimo rilascio. Il ruolo del Dipartimento in questa misura. Il Dipartimento della quale io faccio parte ha un ruolo centrale per questa misura. Cerchiamo di seguire tutti quanti i 22.000 enti che potrebbero essere beneficiari di questa misura, e chi aderisce a questa misura ha 14.000 euro, indipendentemente dalla sua dimensione e dal numero di servizi che ha integrato con l'identità digitale. Le attività ovviamente sono ad personam, quindi in base a ogni singolo comune, in base alla data di contrattualizzazione, che prevede dai 12 più i 10 mesi per la conclusione delle attività, per portare poi in una fase di asseverazione. Ricordiamo sempre che il mio ruolo è un technical manager. Accanto a me ho una squadra di account manager sempre pronti e disponibili nella risoluzione e nel pronto, diciamo, intervento in qualsiasi dubbio per qualsiasi domanda. Siamo una squadra ben coesa e molto determinata nel raggiungimento dell'obiettivo finale. Quali sono gli scenari di partenza che vengono contemplati all'interno dell'avviso? Lo scenario di partenza potrebbe essere avere SPID con SAML, avere CIE con SAML, avere nessuno dei due, ma è una situazione quasi impossibile. L'obiettivo finale quale potrebbe essere? Portare uno dei due sistemi di accesso in OIDC, oppure erogare un piano formativo di almeno 25 ore per chi è all'interno dell'amministrazione. Ricordiamo che in questo caso noi suggeriamo il coinvolgimento degli RTD, questo per un vostro supporto, però in ogni caso noi rimaniamo sempre in attesa di un vostro cenno per qualsiasi dubbio o domanda. I numeri delle candidature.
Questi sono i numeri delle candidature in questo momento e a questi si aggiunge, come detto, l'evoluzione tecnologica dell'ecosistema dell'AID, migrando da una tecnologia SAML a OpenID Connect. Vi do un dato aggiornato questa mattina: in questo momento abbiamo in OIDC circa 1800 comuni ufficialmente in Italia, quindi un ottimo risultato, stiamo lavorando molto molto bene. E i primi risultati raggiunti, che li notiamo sulla mia destra, sono relativi alle identità digitali rilasciate per SPID di 37 milioni e 4, di CIE di 43 milioni e per le PA integrate, con SPID circa 17.000 e per CIE circa 14.000. PA integrate sono quelle che ho nominato inizialmente, che fanno parte di tutto quell'elenco che ho nominato in precedenza. Ricordiamo sempre che per CIE il rilascio della identità digitale in questo momento avviene nel momento in cui noi riceviamo la carta e andiamo a collegare la carta fisica con l'applicazione, in questo caso sul nostro cellulare, e andiamo a creare una vera e propria identità digitale. In questo caso vi mostro in diretta la crescita dei nostri enti e possiamo ufficialmente dire che l'obiettivo europeo da raggiungere entro il 2025 di 16.500 pubbliche amministrazioni che risultano integrate con identità digitale è raggiunto, in quanto ad oggi ne abbiamo circa 17.593, come si vede dai numeri, di cui 7.535 in questo caso abbiamo dei comuni. Ma vediamo l'ambito finanziario. In questa slide vengono rappresentati i numeri relativi all'erogazione di questa misura, mettendo in confronto quello che il Dipartimento e quindi le misure hanno portato sul singolo territorio del Veneto. In Italia in generale vediamo che abbiamo un 84 milioni, nel nord-est in generale abbiamo circa 13 milioni di euro, per arrivare in Veneto con 7 milioni di euro solamente nei comuni. I progetti finanziati sono 522 e lo stato dei singoli progetti lo vediamo giù in basso. Vi faccio notare che in questo momento abbiamo 118 progetti già liquidati. Ma percorriamo un attimo l'identità digitale. Vediamo un attimo, quando parliamo di SPID, cosa possiamo dire. SPID, come ha detto in precedenza Nicola, non sono altro che una credenziale unica che permette ai cittadini di accedere a dei servizi online offerti da pubblica amministrazione italiani ed europei. Le forme di autenticazione ci consentono a noi cittadini di accedere ai servizi della pubblica amministrazione facilitando l'identificazione all'accesso. Questa caratteristica è fondamentale, a parer mio. Gli attori coinvolti in questo caso sono Agid, che è l'ente regolatore che scrive le regole del circuito e sovrintende al corretto funzionamento del tutto. Il ruolo di Agid e dello Speed Registry. I service provider che implementano correttamente la soluzione vengono inclusi all'interno del registro Speed. Ricordiamo che accedere al circuito Speed è totalmente gratuito. L'asseverazione è una fase fondamentale e si può avere ovviamente in determinate condizioni, come ho detto in precedenza, effettuando un corso di almeno 25 ore oppure portando il protocollo da SAML in OIDC. E ricordiamo sempre che la prima data di attivazione deve essere successiva a febbraio 2020. Passando a CIE, la carta d'identità elettronica, come ha detto in precedenza Nicola, è emessa dal Ministero dell'Interno, è un prodotto del Poligrafico Zecca di Stato ed è valido come documento di viaggio in 46 paesi. E lo utilizziamo per diverse attività, come l'accesso a un determinato servizio, il completamento di una qualsiasi operazione online,
e fornire una soluzione alternativa di firma elettronica avanzata. Ma una domanda che mi viene spesso posta tra i vari comuni, qual è la differenza tra SAML e OIDC? Parto da questa slide e poi ritorno sulla precedente. La differenza tra i due protocolli, partirei da questa domanda, da questa situazione. Intanto partiamo che OIDC è divenuto uno standard nel 2014. SAML, a differenza di OIDC, ha una storia molto più orientata diciamo, a livello industriale, in applicativi enterprise. OIDC a livello tecnico è uno standard che utilizza il JWT, che sarebbe un JSON Web Token, che permette di includere attraverso una stringa che viene criptata alcune informazioni relative chi si sta affiliando a quel a quella determinata tipologia di accesso. È una tecnologia OIDC basata su AOT 2.0, che è molto sicura, è sempre aggiornata e è utilizzata tantissimo a livello mondiale. Allo stesso modo, il supporto per le applicazioni è sempre aggiornato, quindi OIDC è molto tenuto, manutenuto e aggiornato da moltissimi sviluppatori in tutto il mondo. Oltre che il core per OIDC sono l'integrazione con le moderne web application e l'API full REST. SAML invece è storicamente utilizzato per applicativi enterprise di tipologia industriale. L'integrazione per OIDC è molto più semplice, in quanto essendo integrata, diciamo, nelle moderne applicazioni web, richiede meno complessità. SAML invece, anche per sviluppi e integrazioni future, è molto più complesso, soprattutto quando dobbiamo far, diciamo, elaborare degli ambienti eterogenei tra di loro. La futuribilità, accompagnando gli enti in questa fase fondamentale per il passaggio da SAML a OIDC, avremo anche delle possibili evolutive future. Ritorno sulla slide precedente intanto. Le nuove funzionalità di CIE in generale. La funzionalità di CIE più rilevante in questo momento è il livello 3, che ha un grandissimo grado di affidabilità, che per speed invece dipende dall'IDP. Il livello è compatibile con un sistema di identificazione a due fattori basati su certificati digitali. Giusto per farci capire, nel momento in cui riceviamo la CIE e andiamo con l'applicativo CID, nel momento in cui abbiamo la possibilità di fare il check con l'NFC del nostro iPhone, per esempio, direttamente sulla carta, noi abbiamo un altissimo grado di affidabilità in quanto quell'utenza è collegata direttamente con quella carta. Le nuove normative europee. In questi ultimi tempi si è sempre parlato di più di EUD Wallet e di EID in generale. Entrambi sono degli strumenti volti a facilitare l'accesso digitale. Il termine EID è molto più generico in quanto descrive in generale l'identità digitale elettronica. Invece il wallet rappresenta un portafoglio digitale europeo proposto dall'Unione Europea per gestire l'identità digitale degli utenti. L'EID è un progetto di standardizzazione tecnica in quanto tutti i paesi dell'Unione Europea dovrebbero evolvere. I vantaggi dell'EID a livello europeo potrebbero essere quello di mostrare documenti digitali in qualsiasi Stato membro, accedere a siti e portali europei, per esempio senza dover dare ogni volta le proprie informazioni, accedere a dei servizi bancari. In questo caso avere un'entità che andrà a controllare la nostra identità elettronica ha un controllo migliore sulla privacy da parte degli utenti. Al contempo, l'EUD Wallet è un altro strumento che permette di dare un portafoglio europeo di creare un portafoglio europeo per l'identità digitale, nuovi servizi fiduciari e aggiornamenti di servizi esistenti, come per esempio la gestione dei dispositivi qualificanti per la firma elettronica, dei piani per adeguare i certificati di autenticazione, ovviamente maggiore importanza alla conservazione a lungo termine dei dati e l'adeguamento alle nuove norme europee.
Obiettivo, infine, del wallet è quello di creare un portafoglio digitale che contiene tutti i documenti elettronici del cittadino, facilitando scambi tra gli stati e riducendo la burocrazia. Vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente il mio account mail è quello e resto a disposizione, così come tutti i miei colleghi sul territorio per eventuali dubbi o domande. Grazie Vincenzo. Noi raccogliamo le domande e le risposte le diamo alla fine, altrimenti non riusciamo a seguire l'ordine che ci siamo dati. E dopo questa panoramica che ci ha fatto Vincenzo, passiamo a Stefano De Colle, il quale ci illustrerà come Regione del Veneto sta interpretando, insomma, tutta questa tecnologia che è stata illustrata da Vincenzo e quali sono anche le prospettive future. Stefano, ti lascio la parola. Sì, grazie Nicola, buongiorno a tutti. Il mio compito appunto è quello di farvi percepire cosa stiamo facendo a livello regionale in termini di identità. Per far questo mi aiuterò di alcune slide che vado a presentare. Un attimo solo e ci sono. Ecco, dovreste vedere le slide. Perfetto, puoi proseguire Stefano. Benissimo. Allora, proviamo a partire. Mm, che cos'è? Innanzitutto, che cosa mettiamo a disposizione come regione? Ma come regione mettiamo a disposizione uno, nell'ambito delle piattaforme appunto identità, mettiamo a disposizione un gateway di identità che viene integrato non soltanto nelle soluzioni regionali, quindi nei prodotti regionali, sia interni che esterni a regione, ovvero quelli che mettiamo a disposizione per gli enti del territorio, bensì è un gateway di identità che crediamo, mettiamo già a disposizione da tempo a favore appunto degli enti del territorio, comuni, ASL, come vedrete anche nelle slide più tardi, ma che crediamo sia uno strumento che potrà avere ancora una forte espansione proprio a seguito di quella che è l'evoluzione della digitalizzazione nella pubblica amministrazione e a seguito di una richiesta che faciliti da parte del cittadino l'accesso ai servizi digitali, facendo in modo che una volta individuato un ente e una volta avuto l'accesso appunto a quelli che sono a quello che è il portale dell'ente, la pagina dei propri servizi, si possa accedere una volta in un contesto di single sign-on verso quel servizio scelto per primo, ma poi si possa passare da un servizio all'altro senza dover ridigitare le proprie credenziali, senza dover di nuovo autenticarsi, indipendentemente da quello che è il fornitore del servizio stesso. Quindi torniamo un attimo al gateway per dare un'idea di che cos'è e che cosa fa. Quindi MyID sostanzialmente è questa porta, questo cancello che si interpone tra l'applicazione, denominata anche service provider, che è quella che vedete sulla vostra sinistra, e dall'altra parte l'insieme di identity provider, cioè di entità che, come diceva chi mi ha preceduto, sono diciamo coloro le quali sanno gestire e conoscono poi nel vero senso del termine il cittadino in maniera certa, e custodiscono quelle che sono appunto quella che è l'identità del cittadino in maniera sicura. Che nel caso specifico, per quanto riguarda in questo momento quanto interpretato a livello di gateway di identità MyID, prevedono ad esempio SPID, CIE, la vecchia CIE 2.0 assieme CNS, prevedono già anche l'integrazione con l'identità europea EIDAS, ma possono prevedere anche altri identity provider. Ad esempio, a livello locale, regionale, noi abbiamo un identity provider interno. Questo significa che qualora appunto un ente dovesse avere un proprio sistema di identità locale e volesse interporre MyID nelle proprie applicazioni locali, può farlo una volta che appunto si propone per lo sviluppo di quella componente, di quel connettore sostanzialmente che si interfaccia verso il proprio identity manager.
MyID quindi ha il compito di interagire con i diversi identity provider recepiti dal gateway, restituendo all'applicazione che cosa? Beh, senz'altro l'esito o meno del riconoscimento del soggetto sottoposto ad autenticazione. E poi i parametri che quello specifico identity provider restituisce. Ecco, qui lo dico, lo si saprà senz'altro, ma è bene che lo si ripeta, va fatta molta attenzione a non dare nulla per scontato, nel senso che in questo preciso momento identity provider differenti restituiscono di norma parametri diversi tra loro. Il caso emblematico appunto è quello dell'identità europea EIDAS. Beh, nel contesto europeo diciamo, un parametro che identifichi il codice fiscale del soggetto è un qualcosa che in questo momento non c'è, non è intrinseco in questa forma di identità, e quindi non è che MyID possa restituire quello che non ha. MyID non fa altro, ripeto, che interpretare una richiesta da parte dell'applicazione, del service provider, rivolgersi allo specifico identity provider e quindi, una volta che il cittadino è stato autenticato, restituire all'applicazione invocante quelli che sono appunto i parametri che quello specifico service provider è in grado effettivamente di restituire. Quali sono alcuni dei vantaggi che, diciamo così, suggeriscono fortemente l'utilizzo di un gateway di identità come MyID? Beh, innanzitutto si ha un vantaggio in termini di integrazione, quindi del gateway stesso all'interno dello specifico applicativo. Nel caso puntuale, con un'unica integrazione del service provider a MyID, di fatto l'ente ha la possibilità di integrare uno qualsiasi degli identity provider che MyID recepisce. Quindi non c'è bisogno di fare un'integrazione verso SPID, un'integrazione verso CIE, un'integrazione verso EIDAS, un'integrazione verso, ma è sufficiente un'unica integrazione verso il gateway di identità, e poi questi, a seconda dei parametri con i quali appunto viene invocato, è in grado di veicolare la richiesta verso quello specifico identity provider richiesto dall'applicazione. La Regione del Veneto è già stata individuata, già stata definita, ha già raggiunto sostanzialmente tutti gli accordi e i formalismi necessari per essere definito un soggetto aggregatore. Un soggetto aggregatore di tipo full, parlando nel linguaggio di Agit, quindi SPID, e un soggetto aggregatore parlando in quello che è il rinnovato linguaggio verso il poligrafico Zeco dello Stato per quanto riguarda CIE. Anche per EIDAS noi siamo configurati appunto come un soggetto parificato, un soggetto aggregatore, e questo cosa significa? Significa che Regione del Veneto è in grado di veicolare richieste verso SPID, verso CIE, verso EIDAS o quello che è, sia per conto proprio, quindi sia in relazione ai servizi tipici di Regione del Veneto, ma anche in relazione, e questo è il vantaggio appunto che poniamo nei confronti degli enti pubblici, a servizi utilizzati all'interno di enti pubblici territoriali. Di conseguenza siamo autorizzati, ed è quello che stiamo già facendo appunto, a veicolare per conto dei comuni, per conto delle aziende sanitarie, cioè di una qualsiasi entità dotata di codice IPA, siamo in grado appunto di interagire, di agire, di interagire per conto appunto di quello specifico ente nei confronti dell'identity provider nazionale, facilitando in maniera importante quello che è appunto poi la fruizione del servizio di riconoscimento del cittadino. Un'altra cosa altrettanto importante da un punto di vista tecnico: vengono demandati a Regione tutti quelli che sono gli aspetti di aggiornamento tecnico correlati al recepimento di nuove norme, di nuove disposizioni di riferimento.
In questi anni, ad esempio, Agit ha emanato diversi avvisi che via via sono stati recepiti da parte regionale, adeguando poi a livello tecnico quello che è lo strumento utilizzato. Di recente abbiamo fatto la stessa cosa anche con il poligrafico Zecca dello Stato per quanto riguarda CIE, perché appunto avendo recepito il soggetto aggregatore diciamo così, comportato poi una variazione in termini tecnici nell'esposizione dei metadata fatta in maniera differente rispetto a prima. Ma direi che un vantaggio estremamente grosso per gli enti si ha alla luce del PNRR, non soltanto per la 144, dove appunto molti di voi, molti enti hanno così raggiunto i propri obiettivi e sono in fase di asseverazione grazie al gateway di identità MyID, ma direi anche e soprattutto alla luce della 141. Perché questo? Beh, perché lo scenario che ci immaginiamo è che all'interno di un ente ci siano più fornitori di servizi. Se all'interno dell'ente ci sono più fornitori di servizi, vuol dire che dovendo seguire quelle che sono le linee guida del CAD, dovendo seguire le linee guida e gli indirizzi emanati dal Dipartimento, anche se non è obbligatorio in questo preciso istante, ma dobbiamo in qualche maniera facilitare l'utilizzo di servizi da parte del cittadino attraverso un accesso ai servizi in single sign-on, quindi con una autenticazione che viene fatta una volta e poi questa autenticazione viene in qualche maniera riverberata tra i servizi che quell'ente espone a favore appunto del cittadino stesso. Ecco, MyID è uno strumento fondamentale per fare questo. Nella strategia regionale MyID è lo strumento per implementare single sign-on all'interno di quello che è l'ecosistema dei servizi erogato dall'ente. MyID assieme poi a quella che è l'area personale. Ma proviamo a fare ancora un passaggio così riesco ad essere un po' così, magari un po' più chiaro. Abbiamo detto MyID, strumento in grado di riconoscere l'identità del cittadino e veicolare poi i parametri di conseguenza verso appunto l'applicativo. Se colleghiamo appunto MyID anche alla 141 come stavo facendo poc'anzi, l'altro concetto fondamentale è quello della unica area personale per il cittadino, quella che in termini appunto regionali abbiamo denominato MyArea. Ebbene, dal nostro punto di vista, in termini proprio strategici, il binomio area personale regionale, gateway di identità regionali, costituisce un plus veramente importante per l'ente del territorio, in quanto, diciamo così, permette all'ente del territorio di scegliere senz'altro quello che è il proprio fornitore di riferimento, ma concentrando appunto su due oggetti, su due elementi, su dei repository poi anche di tipo pubblico, tutta quella che è la storia e l'interazione del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Questo dà una garanzia importante all'ente di poter disporre dei propri dati senza dover sostenere poi dei costi aggiuntivi nel momento in cui ci dovesse essere un cambio di fornitore. Quindi al cambio di un fornitore, se l'area personale è l'area personale pubblica e l'ente utilizza quell'area personale, l'ente stesso non deve fare nulla, perché è il fornitore che deve adattarsi, il nuovo fornitore che sarà a dover adattarsi e in qualche maniera innestare i propri servizi in quello specifico contesto. Ecco, similmente per l'identità personale, quindi il gateway di identità MyID, una volta integrato all'interno dei servizi anche di terze parti presenti all'interno di un ente, è in grado di offrire proprio un insieme di vantaggi che vanno appunto dall'utilizzo del contesto di single sign-on
rimando a regione di tutte quelle mansioni che abbiamo visto prima di carattere tecnico-formale nella gestione e nel mantenimento appunto del gateway stesso, in accordo con le nuove normative e con l'evolversi delle piattaforme. Ecco, attualmente MyD viene chiesto sostanzialmente attraverso quello che è un normale contesto di adesione, quindi così come MyPay, così come MyPortal, così come altri prodotti. Gestisce questo concetto di COT, quindi di Circle of Trust, di relazione fiduciaria tra applicazioni. Di conseguenza, come dicevo prima, è in grado di gestire un contesto di tipo single sign-on tra applicazioni e di conseguenza anche tra servizi digitali per i cittadini. Attualmente è ancora basato su protocollo SAML2, e quindi l'integrazione sì, ha le sue complessità, lo riconosco, ma allo stesso tempo è un'integrazione che è molto simile ancora oggi a quella che è una normale integrazione verso SPID, in quanto in questo momento chi si interfaccia verso SPID e ancor più verso eIDAS necessariamente deve ancora utilizzare quel tipo di protocollo lì, perché molti identity provider non sono ancora pronti. Cosa diversa invece, come è già stato detto, verso CIE. Qualche numero, qualche caso d'uso. MyD in questo momento gestisce mediamente oltre 50.000 richieste di autenticazione giornaliere, quindi siamo sull'ordine del 1,6 milioni circa, 1,6 milioni, 1,7 al mese. È integrato nativamente, come dicevo prima, in quasi tutte le applicazioni regionali. Diversi enti già lo stanno utilizzando per propri servizi integrati con MyD. Moltissimi enti hanno colto gli obiettivi del PNRR 144 con MyD. Quasi tutte le ULSS del Veneto integrano questo gateway proprio per l'accesso ai servizi da parte del cittadino. Ho portato anche il caso di Veneto Lavoro, che poi verrà illustrato meglio di me da Pietro Pistolato, con il quale abbiamo appunto integrato un altro aspetto importante legato all'identità, ma più in generale legato ai servizi su chiave europea. Ma non mi dilungo oltre, dico solo che per quanto riguarda OMID, in questo contesto è stato integrato con successo l'accesso del cittadino europeo mediante eIDAS. Quali sono gli orientamenti futuri? Ma gli orientamenti futuri, proprio a strettissimo giro, una migliore gestione di quello che noi chiamiamo il logout federato. Soprattutto per chi accede con livelli parificati a SPID livello 1, ci possono essere dei problemi, ci sono dei problemi che sono dei problemi tecnici non imputabili allo strumento, ma insomma che hanno in qualche maniera vengono in qualche maniera agiti di riflesso sulla base appunto di quelle che sono le tematiche tecniche affrontate. Per gestire il logout. Ebbene, stiamo in fase di lavorazione per migliorare in maniera importante appunto questo contesto di logout federato. Cosa diversa invece per l'accesso SPID livello 2, dove è l'identity provider stesso appunto che rilascia la sessione. Stiamo lavorando in maniera importante, direi a braccetto con quella che è la casa madre, dalla quale abbiamo in qualche maniera riusato il motore, il core di MyD. Mi sto riferendo all'Epida. Stiamo collaborando con l'Epida in maniera particolare per l'integrazione di CIE via OEDC, come si diceva prima. Quindi sempre partendo da MyD verso CIE. Al momento la parte precedente, quella dell'SP verso MyD, resterà ancora in modalità di dialogo SAML proprio per le ragioni che ho esposto. E poi c'è una forte attenzione, ovviamente, così come è già stato esposto dal rappresentante appunto del Dipartimento, verso tutte quelle che sono le novità
a livello wallet europeo, AD e quant'altro. Quindi questo per dirvi in sostanza che Regione è assolutamente sul pezzo e sta attenzionando in maniera importante quelli che sono gli elementi evolutivi di questa piattaforma. Ecco, io direi, non aggiungerei altra carne al fuoco, direi che se qualcuno di voi volesse avere ulteriori informazioni, volesse ricevere informazioni, approfondimenti, casi di uso, cose del genere, per informazioni di carattere generale, quindi non strettamente tecnico, lascio una mail di riferimento che è cluster.maid@regione.veneto.it. Mentre per approfondimenti un po' più tecnici, l'invito è quello di aprire un ticket al call center, classico call center regionale, per poi permetterci di attivare tutta la catena di supporto a livello tecnico. Ecco, io avrei finito e resto a disposizione per eventuali poi domande in seguito. Grazie. Grazie Stefano. Io direi di passare subito la parola a Piero Luisi che ci illustra un caso concreto, perché dopo molta teoria, se vediamo anche un'applicazione pratica di queste cose, forse ci aiuta a capire meglio molti concetti. Per cui Piero, ti lascio la parola, prosegui pure. Sì, ci proviamo, hai alzato sicuramente le aspettative, speriamo di mantenerla insieme ai colleghi del team engineering che hanno realizzato questo tipo di applicazione, l'applicazione Vivi Veneto, e che spero insomma che i partecipanti a questo incontro, che ovviamente saluto, e abbiano già avuto modo di scaricarla, downloadarla, non sperabilmente disinstallarla, ma invece utilizzarla dandoci magari anche consigli per il suo miglioramento e l'evoluzione, che la Regione del Veneto intende comunque procedere anche nel corso dell'anno stesso. Quindi volevo soltanto introdurre quello che sarà poi l'approfondimento che Francesco e Edoardo faranno dell'implementazione a due livelli, sia da un punto di vista di esperienza d'uso, digital experience per dirla in inglese, sia poi di tutto quello che avviene sulla parte, diciamo, sotto il cofano dell'esperienza che noi proviamo a offrire in maniera sperabilmente usabile e misurabile sul front-end dell'applicazione. Diciamo tre valori che questa app vuole realizzare, non esattamente nell'ordine da sinistra a destra per come la slide prova, come dire, a definirli. Sono quelli del concetto e del trend della super app di cittadinanza digitale. Questo racchiude due concetti: uno, un trend tecnologico, quello appunto delle super app, quindi delle applicazioni mobile first, che integrano e abilitano più funzioni e fanno un po' sintesi nella proliferazione che dalla esplosione evidentemente del fenomeno app mobile dovuta all'evoluzione tecnologica e di prestazioni da parte dei nostri dispositivi device abbiamo avuto negli ultimi 15-20 anni. E quindi c'è bisogno di far sintesi di quello che è la moltiplicazione delle app mobile che fanno verticalmente poche funzioni, invece possono essere raccolte e diventare un po' degli ecosistemi di servizi. Di cosa? Di cittadinanza digitale. Nel concetto di cittadinanza digitale andiamo evidentemente oltre quella che è la filiera verticale applicativo-funzionale o organizzativa, ma se la guardiamo da un punto di vista di tipologie di cittadino che accedono ai servizi, andiamo su un concetto di accesso universale ai servizi, esposti da una pubblica amministrazione che non, come indirizzo strategico, non ha più i confini verticali, ma appunto si vanno a integrare su quelli che sono i bisogni e l'esperienza d'uso del cittadino digitale. Quindi non più filiere verticali, uso in questo caso SPID per accedere a un front-end mobile first
della mobilità, piuttosto che per i servizi del lavoro, piuttosto che della sanità. Anche questo è una crasi storica della storia dell'e-government italiano, no? Che i servizi al cittadino vedono una separazione netta tra l'accesso ai servizi alla pubblica amministrazione centrale, locale e della sanità. Ci sono tanti front-end verticali e nessuno che si occupi di fare sintesi e di far utilizzare una sola volta le chiavi di accesso SPID, MyID e poi l'organizzazione di una casa dei servizi del cittadino che invece si metta a disposizione dietro l'unico mazzo di chiavi che a livello nazionale e europeo abbiamo qui descritto. Ecco, questo è l'obiettivo e non il tentativo, ma già il risultato che Regione del Veneto ormai da oltre un anno ha realizzato una casa del cittadino mobile first che utilizzando una sola volta credenziali SPID mette insieme servizi di ambito pubblica amministrazione locale, ambito sociale, servizi per il lavoro, i servizi della sanità, i servizi del turismo e via via abbiamo una roadmap di evoluzione e di integrazione di diversi servizi. Digital experience, quindi, di quelli che sono l'evoluzione e la trasformazione dei nostri servizi applicativi che da un punto di vista architetturale dovranno e sono in una fase di migrazione da un'architettura e logiche monolitiche verticali a una logica a microservizi e tutto questo tipo di migrazione e trasformazione al cloud dei servizi applicativi evidentemente aiuta e abilita la costruzione di un'integrazione dei servizi che possano diventare, oltre che mobile first, personali e aggiungendo tutte quelle logiche di cui siamo ormai abituati all'interno dell'accesso dai servizi di business, di piattaforme private e che la Regione del Veneto in maniera meritoria, unica in Italia, sta invece organizzando all'interno di un unico luogo che appunto è Vivi Veneto. Infine il tema dell'usabilità multimodale, perché nel momento in cui riusciamo a integrare e raccogliere in un solo luogo, in una sola casa, dando un solo mazzo di chiavi che consente poi di accedere a diverse stanze meglio se ben organizzate, ecco che l'usabilità dell'accesso a questi servizi diventa fondamentale e quindi nel processo di design dell'applicazione Vivi Veneto abbiamo fatto test di usabilità con utenti finali, continueremo a farli quest'anno utilizzando evidentemente anche quelli che sono i dati di analitiche dell'esperienza d'uso, di come l'utente sta navigando la nostra applicazione prima e dopo l'utilizzo di SPID per cercare evidentemente di avere quanti più feedback possibili dai dati per poter evolvere e migliorare una applicazione delle applicazioni, appunto una super app che provi a definire un concetto di cittadinanza digitale che vada oltre da, ripeto, le filiere verticali cui siamo abituati ad accedere sia su web che su mobile e prossimamente anche sulle nuove modalità che saranno quelle conversazionali, sia testo che voce, che però a questo punto potranno aggiungersi in una logica multicanale e multimodale una volta che abbiamo risolto il tema di utilizzare una sola volta l'autenticazione e intorno a quell'autenticazione costruire i servizi che sono utili in un solo luogo per quel tipo di persona che ha utilizzato quel token. Questo vi ho raccontato insomma lo scenario, quelli che sono gli obiettivi strategici di un'app che è sugli store da febbraio dello scorso anno, su una progettazione che ha accompagnato i mesi precedenti a febbraio dello scorso anno e che è ancora in evoluzione. Lascio la parola a Edoardo e poi Francesco per darvi una demo di quella che è l'esperienza d'uso che l'app Vivi Veneto ha realizzato nell'utilizzo del token SPID MyD
e poi a Francesco che spiegherà la parte più tecnica e implementativa. Anticipo che la demo la facciamo utilizzando quello che è uno strumento di prototipazione e non andando live sull'app per problemi, diciamo, di riuscire a mostrare un'app mobile all'interno di Zoom. Abbiamo fatto delle prove anche con Nicola e poi abbiamo scelto che la cosa migliore fosse, come dire, gestire in maniera pratica questo tipo di esperienza in questa modalità di demo, ma evidentemente tutte quelle che sono le domande, curiosità e feedback potrete farcele una volta che appunto l'avrete anche voi utilizzata, sperando che lo facciate già sui vostri dispositivi mobile. Passo la parola a Edoardo. Grazie e buongiorno a tutti, io sono Edoardo Manzini, sono uno UX UI designer di engineering e da circa un anno faccio parte del team che si occupa della progettazione di nuovi servizi e nuove funzionalità dell'app Vivi Veneto. Allora, oggi con il mio intervento analizzeremo l'impatto ed i benefici prodotti dall'adozione di un unico punto d'accesso con identità digitale, facendo un focus appunto sull'esperienza utente e utilizzando come riferimento l'app di Vivi Veneto. Quindi, per comprendere meglio i benefici, partirei dal contesto attuale, il contesto che vedete rappresentato all'interno di questo schema. Allora, in questo scenario, privo di single sign-on e di accesso singolo ai portali regionali, cosa succede? Succede che per accedere ai singoli servizi offerti da regione, i cittadini si trovano a dover navigare attraverso una serie di siti web o applicazioni sviluppate ad hoc. Tutto ciò, diciamo che potrebbe generare un po' di confusione per il cittadino e anche della frustrazione, anche magari a partire dalla ricerca del servizio che fa al caso loro. Come cambia invece questo scenario con l'adozione di un unico punto d'accesso e quindi con Vivi Veneto? Allora, qui come potete vedere da questo schema, in Vivi Veneto, dopo aver effettuato un unico accesso, l'utente può usufruire di vari servizi. Al momento ce ne sono 29 e sono raccolti all'interno di 5 categorie, quelle che vedete qui: amministrazione, lavoro, salute, sociale e turismo. E molti di questi servizi necessitano di identità digitale per usufruire di alcune delle funzionalità. Quindi questa configurazione rende Vivi Veneto una vera e propria super app. Perché? Perché offre molteplici servizi, oltre ad offrire anche delle funzionalità trasversali, come ad esempio quella della comunicazione e quelle dei pagamenti. E qui faccio riferimento alle sezioni dedicate che vedete in basso nella barra di navigazione, l'area messaggi e l'area dei portafogli. Quindi, rispetto a questo scenario, quali sono i benefici in termini di esperienza utente? Allora, il primo, che è il più immediato, è l'efficienza di utilizzo, perché Vivi Veneto permette di avere un accesso rapido, la possibilità di usufruire di tutti i servizi, ma anche di rimanere aggiornato all'interno di un unico punto. Tutto ciò quindi ovviamente aumenta l'efficienza di utilizzo. Poi c'è la personalizzazione, perché l'accesso con identità digitale permette alla regione anche di fornire un'esperienza su misura, fornendo dei suggerimenti basati sulle preferenze e anche sui comportamenti dell'utente. Per ultimo c'è il miglioramento continuo, il miglioramento a beneficio dell'esperienza complessiva dell'utente. E ciò è possibile perché l'utilizzo di un unico portale permette di avere dei dati aggregati sull'utilizzo dei vari servizi, permette anche di raccogliere dei feedback da parte dell'utente riguardo i vari servizi e riguardo l'app in generale, ma anche di analizzare dei modelli di utilizzo per identificare eventuali aree di miglioramento e di ottimizzazione. Quindi detto ciò, io passerei rapidamente alla condivisione della demo che ci davamo prima, quindi faccio uno switch a questa piattaforma. Dovreste vedere adesso la home page di Vivi Veneto. Sì. Allora, grazie. Allora, all'interno di Vivi Veneto ci sono due modi per effettuare l'accesso. Accedendo ad un servizio che richiede accesso, quindi vado alla ricerca di un servizio come ad esempio quelli della sanità o quelli del lavoro che mi richiedono accesso con credenziali SPID, oppure posso andare direttamente all'interno dell'area profilo, fare tap sul pulsante accedi e effettuare l'accesso. Qui lo simuliamo rapidamente con ad esempio Post ID, vado ad inserire il nome utente e la password per entrare. Quindi dopo aver effettuato questo tap su acconsento, io sono loggato all'interno di Vivi Veneto e Vivi Veneto prende in carico alcuni dati anagrafici dell'utente, sono questi elencati qui.
Quindi fatto ciò, cosa succede? Succede che l'utente può usufruire di tutti i servizi protetti anche d'accesso, senza dover accedere nuovamente. Questo vale anche per i servizi che al momento sono integrati in modalità WebView. Faccio un esempio per l'area salute. I servizi di sanità a chilometro zero, come vedete anche da questo elemento grafico qui del link, sono integrati in modalità web. Quindi facendo tap io apro all'interno di Vivi Veneto una web view con il servizio per consultare i documenti e i referti medici, però senza dover effettuare un nuovo accesso all'interno del portale. Ovviamente ciò vale anche per i servizi integrati in maniera nativa, quindi ad esempio il borsellino celiachia, che è un servizio che richiede l'accesso con delle credenziali perché contiene dei dati sensibili dell'utente, può essere aperto facilmente senza dover accedere per poter andare a consultare, ad esempio, il budget dedicato all'acquisto dei prodotti per celiaci o anche le transazioni che ho effettuato. Poi, come abbiamo visto all'inizio, durante l'accesso, l'app prende in carico una serie di dati anagrafici che vengono anche utilizzati in alcuni casi per semplificare dei flussi di utilizzo. All'interno dell'app ci sono svariati metodi per contattare ad esempio le amministrazioni, inviare delle segnalazioni, richiedere approfondimenti su bandi, concorsi, eccetera, e richiedono la compilazione di un form. Quindi faccio l'esempio di filo diretto: se io volessi inviare una segnalazione ad un comune, come ad esempio a Bono Terme, mi viene richiesta la compilazione di un form e ovviamente l'app, avendo già in carico i miei dati anagrafici, va a popolarli automaticamente, quindi semplificando questi flussi di utilizzo. Torno nella home page e concludo spendendo giusto 2 parole su come potrebbe evolvere in futuro l'esperienza utente. Allora, al momento abbiamo raccolto tutti i servizi all'interno di un unico punto e sotto singola autenticazione, facendo quindi già un bel passo avanti rispetto allo scenario che abbiamo visto all'inizio. Quello che ci immaginiamo di fare è anche di creare delle interconnessioni tra i servizi esistenti, in maniera tale da definire con Vivi Veneto un ecosistema che sia in grado di offrire anche proattivamente un'esperienza multiservizi, un'esperienza in cui la regione rimane al fianco del cittadino in tutto il suo percorso, dal suggerimento iniziale alla fruizione. Vi ringrazio e passo la parola a Francesco. Buongiorno a tutti. Vedete giusto, mi date una conferma? Sì, perfetto, Ok, Francesco. sono Francesco Fornagero, supporto Regione del Veneto nello sviluppo e progettazione del diritto identità MID. E quello che il collega Edoardo ha mostrato, cerco un attimo di chiarirvi gli aspetti sotto il motore, diciamo, che nelle schermate che vi ho mostrato cosa è avvenuto realmente. Allora, nell'iterazione che c'è stata sono stati coinvolti sostanzialmente 3 attori. Il primo attore è l'app Vivi Veneto, quindi un servizio nel gergo, un service provider, come diceva prima Stefano, che ha interagito con il sistema nodo regionale di identità o gate di identificazione MyID, che a sua volta ha interagito poi con il sistema di accesso nazionale, nel caso della demo con l'identity provider di Poste, oppure può accedere con altri sistemi di identità in funzione, diciamo, della tipologia di servizio, che può essere SPID, CAD oppure anche il nodo eIDAS. Ciò come è avvenuto? È avvenuto perché l'app Vivi Veneto sostanzialmente è un raccoglitore di più servizi interni. Esempio che aveva fatto prima la demo era il servizio sanitario, ma può essere benissimo il mio medico, bollo auto, quindi sono tutti, diciamo, nomi di servizi che in questo momento l'app è in grado di fornire l'accesso, ed essendo l'app, diciamo, nativa mobile first, mentre questi servizi WebView, quindi accedibili mediante applicazioni web via desktop, è necessario, diciamo, trovare una modalità con cui lo stesso sistema di accesso venga poi condiviso, quindi quegli attributi utente o identità utente venga in qualche modo distribuita tra questi servizi.
Questo avviene con un flusso che viene innescato dall'utente nel momento in cui seleziona il servizio. L'utente quindi viene ridirezionato al sistema di accesso MyD che presenta una pagina di accesso in cui l'utente può decidere di utilizzare quale identity provider speed, se utilizzare la CID o anche altri sistemi di accesso, in questo caso ad esempio, come abbiamo ancora citato, l'EIDAS, e quindi una volta validata questa richiesta verrà dirottato verso il sistema di accesso. Nella demo veniva dirottato verso l'interfaccia di post, ad esempio, quindi di post provider speed. Qui l'utente vengono richieste le credenziali vengono quindi validate, possono essere credenziali in base al tipo di livello speed, quindi livello 1 utente password, livello 2 invece viene anche utilizzato l'OTP, oppure alcuni sistemi utilizzano un'app mobile di supporto con il QR code per l'accesso, oppure potrebbe essere come CID utilizzare direttamente un sistema ad altissimo grado, diciamo, di sicurezza e appunto di scambio certificato mediante la lettura della carta CE 3.0. Qui, una volta validato, vedete, diciamo, l'utente viene rediretto verso il sistema gateway. Questa volta si porta dietro, diciamo, il simbolo qui molto simbolicamente, diciamo, diamo l'immagine di questa valigetta che contiene i dati o attributi o parametri di riconoscimento dell'utente, viene ritornato al gateway di autenticazione. Qui il gateway ovviamente, in base al protocollo utilizzato, deve essere verificato dei criteri di sicurezza relativi alla marcatura temporale, che vengono rispettati determinati criteri di sicurezza. Dopodiché lo stesso utente viene rimandato all'applicazione e quindi l'applicazione, il servizio applicativo, ha in quel momento la possibilità di accedere a quella valigetta e quindi di leggere gli attributi utente, mostrarli a video e utilizzarli, ad esempio, come faceva vedere prima nella demo, l'accesso, diciamo, agli altri servizi, quindi utilizzare fisicamente questi dati. Quindi il gateway si mette come entità in mezzo in questo scenario e quindi permette questa modalità di accesso. In un altro scenario, quindi abbiamo l'utente è già acceduto ad uno dei servizi dell'app di Veneto, quindi in qualche modo il servizio a cui è acceduto ha già quelle informazioni, l'utente si ritrova già autenticato, ma essendo questi servizi, come dicevamo all'inizio, eterogenei, quindi tra di loro non si parlano, ma sono in qualche modo aggregati, quindi sono raggruppati in un unico gruppo. In questo caso possiamo pensare raggruppati nel gruppo di servizi erogabili dell'app di Veneto. In questo caso, cosa succede se l'utente prova ad effettuare un accesso? Quindi prova ad entrare in un secondo servizio, in questo caso al servizio bollo auto. Una volta che l'applicazione ha già i miei dati, in qualche modo il servizio, un altro servizio erogato dall'applicazione, ha già effettuato l'accesso. In questo caso l'utente viene comunque ridiretto verso il sistema del gateway di dedicazione, ma in questo caso il gateway cosa si accorge? Si accorge che esiste già una sessione attiva, cioè esistono già all'interno del gateway per quel gruppo di servizi quella famosa valigetta di dati, per cui una volta validata questa richiesta proveniente diciamo, dallo stesso sistema e da un altro servizio, riesce in qualche modo a garantire e da ritornare indietro questi dati alla seconda applicazione senza dover per forza richiedere all'utente la scelta del sistema di accesso e senza dover rifarle rimettere le credenziali. Quindi ha effettuato praticamente un unico accesso, quindi un single sign-on. Questo è come avviene praticamente con lo scambio, diciamo, del flusso di richieste che avviene in questo scenario. Se dallo stesso telefono l'utente prova ad accedere invece ad un diverso servizio, che può essere apro un altro browser o apro un'altra applicazione, questa applicazione è integrata sempre nel sistema di autenticazione, in questo caso non verrà riconosciuto, il gateway di identità non riconosce l'utente, gli chiederà la scelta del sistema di accesso, l'utente dovrà quindi forzatamente, diciamo, scegliere il sistema di accesso da utilizzare, SPID-C o DDoS, e quindi rimettere le credenziali. In questo caso quindi il sistema gli darà indietro questa famosa valigetta con degli attributi che ovviamente potrebbero essere differenti rispetto al gruppo di servizi dell'app di Veneto, e quindi una volta che verrà validata questa richiesta, questa risposta e diciamo a livello tecnico di sicurezza del protocollo utilizzato, potrà poi ritornare indietro i dati all'altra applicazione. Quindi cosa abbiamo appena visto? Uno scenario in cui abbiamo un gruppo di servizi che genericamente possono essere messi in single sign-on e garantendo che questi servizi vadano a richiedere le stesse modalità di accesso,
vadano a verificare gli stessi attributi utente e questi servizi consentono quindi un'unica emissione di credenziali e queste vengono poi in qualche modo propagate in questo flusso nel momento in cui l'utente esprime l'accesso ad un ulteriore servizio che appartiene sempre al medesimo gruppo. Se invece accede ad un altro servizio che è già integrato a MyD ma non appartiene a quel gruppo di servizi, e MyD si comporta in maniera del tutto trasparente, quindi dice ok, è la prima volta che accedi e quindi ti rifaccio fare l'accesso. Quindi in questo caso c'è un meccanismo che attiva il single sign-on o non lo attiva in funzione ai gruppi di servizi che si presentano a lui. Questo è un po', diciamo, quello che è avvenuto sotto questo processo. Ovviamente qui ci focalizziamo sull'app di Veneto, ma questo ci può anche applicare a servizi di altra natura, quindi servizi desktop che non vengono erogati direttamente dall'app di Veneto, magari sono erogati da un ente, quindi un particolare ente locale che ha bisogno eroga N servizi, ha bisogno che questi servizi abbiano un unico accesso, è possibile con questa soluzione avere e attivare il single sign-on tra questi servizi, ovviamente garantendo la coerenza delle informazioni lette dal profilo dell'utente, degli attributi identificativi dell'utente e dalla modalità che l'utente può scegliere. Io avrei terminato. Grazie mille Francesco e anche grazie perché sei stato molto, diciamo, preciso nel descrivere il funzionamento, almeno a me personalmente ha chiarito molte cose di cui abbiamo discusso finora. E naturalmente ringrazio anche Edoardo e Piero per gli interventi e a questo punto darei la parola a Pietro Pistolato di Veneto Lavoro, che invece ci illustrerà come nel suo caso hanno utilizzato MyD per integrare l'identità eIDAS, quindi con l'accesso da parte di soggetti che fanno parte della comunità europea. Pietro, ti lascio la parola e intanto ti ringrazio anche di essere qui con noi. Devi abilitare il microfono. Ok, mi Perfetto, senti? perfetto. Grazie mille e buongiorno a tutti. Condivido anch'io una presentazione. Ecco, mi date una conferma, vedete? Sì. Ok, grazie. Allora, il mio compito adesso è rappresentare un caso d'uso, cioè l'implementazione di un progetto che nasce in ambito europeo, si chiama Single Digital Gateway o Sportello Unico Digitale, l'implementazione di questo progetto europeo in ambito, diciamo, nazionale, ma più specificatamente veneto. Io dedicherò solamente pochi minuti a parlare del Single Digital Gateway perché non è propriamente, evidentemente, oggetto di questo webinar. Quello che ci interessa esaminare un po' di più sono gli aspetti di integrazione, in particolare con il MyD regionale Veneto e con la login eIDAS. Allora, giusto in due parole, l'idea di base, l'idea che sta alla base del Single Digital Gateway è quella di creare un punto unico di accesso, quindi diciamo un portale unico europeo, di accesso ai servizi digitali degli Stati membri. Non mi arrischio a dire a tutti i servizi digitali perché mi sembra un'estensione forse azzardata, però certamente a molti servizi digitali. È stata compilata in ambito europeo una lista di servizi che avevano, diciamo, dignità di entrare in questo ambito. È un gateway europeo, quindi questi servizi di cui parliamo e di cui parleremo non sono erogati da questo portale unico europeo. Il portale unico europeo ha una funzione appunto di gateway, cioè di rimandare ai singoli portali applicativi dei vari Stati membri. E uno dei must importanti alla base di questo progetto è appunto la login eIDAS e un altro must importante è quello del once only, cioè dell'OTS, Once Only Technical System.
In pratica il fatto che se un utente, diciamo un cittadino, avanza un'istanza, una richiesta, diciamo, a questo sportello unico digitale e il soggetto, diciamo il portale specifico che riceve questa richiesta deve effettuare delle verifiche, delle prove, magari su dei dati dichiarati dall'utente, queste prove non possono essere richieste all'utente stesso, tipo ascolta, vai allo sportello tal dei tali e mandami la dichiarazione tal dei tali. Queste prove devono essere gestite internamente attraverso un meccanismo, diciamo, di servizi interoperanti, di servizi automatici interoperanti. Le procedure, l'elenco delle procedure individuate in ambito europeo sono 21, qui sono elencate semplicemente, e vediamo che le procedure di cui parliamo sono quelle anche più normali e più semplici, cioè un certificato di nascita, un certificato di residenza, domande di finanziamento e quant'altro. Io passo alla seconda parte dell'elenco, in cui sono evidenziate le cosiddette procedure 18 eventi, che sono quelle, diciamo, che ci hanno riguardato. Ora, il nome di queste procedure lo vedete scritto, no? Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici, assicurativi, piuttosto che notifica ai regimi di sicurezza, eccetera. In sostanza, quello che noi abbiamo fatto è stato integrare il nostro portale, diciamo, delle comunicazioni obbligatorie. Io adesso non mi dilungherò troppo nel descrivere cosa sia questo portale. Diciamo, è un front-end che viene usato dal 2007, insomma, da 15 anni, anche più, da tutti i datori di lavoro, in occasione di ogni assunzione di nuovi dipendenti, piuttosto che di cessazioni, di proroghe di tempi determinati e quant'altro. Questo è un portale, diciamo, ben noto a tutti gli uffici personali, mettiamola così, dei datori di lavoro. Le imprese medio-piccole magari non interagiscono direttamente con questo portale, si affidano a dei consulenti del lavoro, ma l'onere, parliamo diciamo, di adempimenti obbligatori. Quindi, diciamo, arriviamo già al punto di caduta di questo progetto, che è quello di sostanzialmente dare accesso al portale CIO Veneto, al portale delle comunicazioni obbligatorie, attraverso questa login eIDAS. Vi risparmio ciò che abbiamo dovuto fare in termini amministrativi, burocratici, convenzioni, stesure di progetti e quant'altro, e andiamo al sodo. Le comunicazioni obbligatorie sono un adempimento obbligatorio, diciamo, su base nazionale. Ogni regione ha il proprio portale regionale. Questi portali regionali tra loro sono intercomunicanti, si scambiano dati in cooperazione applicativa mediante flussi e standard e tracciati condivisi su base nazionale, e come vi dicevo dal 2007 noi abbiamo implementato questo portale, e da diversi anni l'accesso a questo portale avviene mediante il MyID, cioè mediante integrazione con il MyID regionale. Ovviamente inizialmente tramite i meccanismi SPID, CIE, CNS. Quindi questa funzionalità, diciamo, esisteva già da diversi anni. Con questo progetto abbiamo aggiunto un pezzettino sostanzialmente, abbiamo aggiunto la login eIDAS. Devo dire una cosa, che per noi, diciamo, per Veneto Lavoro è stato una comodità immensa poterci integrare con un'unica, diciamo, dover effettuare un'unica integrazione con il MyID regionale piuttosto che con tutti i provider di servizi nazionali. E questa è forse la pagina su cui mi soffermo qualche minuto in più, perché, diciamo, dà la lista delle attività, diciamo, dall'inizio alla fine che abbiamo messo in campo.
a partire dai primi ragionamenti, i primi incontri di analisi a inizio 2003, primavera 2003, fino al go live che è avvenuto entro la data prevista del 12 dicembre 2003, data che naturalmente abbiamo rispettato, insomma. Poi vedremo anche dei print screen, insomma, delle raffigurazioni che facilitano un po' la comprensione. Allora, qui c'è un primo aspetto da sottolineare che di cui già aveva fatto cenno Stefano prima, cioè il fatto che la login eIDAS, essendo nata in ambito europeo, non presuppone, diciamo, il ritorno del codice fiscale della persona che sta facendo login in quel momento. Cioè, quando, diciamo, si fa login eIDAS sul portale delle poste, ad esempio, attraverso tutti i redirect e i passaggi di token che ci stanno sotto, all'applicazione chiamante tornano n campi, in particolare il codice fiscale, che probabilmente è il più importante di tutti, perché di norma viene usato come chiave nelle basi dati sottostanti. Quando invece facciamo login col meccanismo eIDAS, ci torna un pacchetto di dati che non comprendono il codice fiscale regionale. Allora, poiché era impossibile immaginare di spaccare e di ricreare tutti i gestionali che abbiamo in esercizio, la soluzione che è stata individuata è stata quella sostanzialmente di chiedere all'utente di dichiarare il proprio codice fiscale. Quindi a valle della login eIDAS abbiamo dovuto implementare un meccanismo di autenticazione di secondo livello all'interno del quale far dichiarare all'utente il proprio codice fiscale e qualche altro dato: provincia, comune di nascita, sesso e un altro che mi sfugge. Una volta raccolti, diciamo, questi due set di dati, cioè quelli che torna l'eIDAS, che per noi sono nome, cognome e data di nascita sostanzialmente. L'eIDAS ci torna nome, cognome e data di nascita. Quindi mettendo assieme questi tre campi con quelli raccolti dal forum di autenticazione di secondo livello, andiamo a richiamare un servizio esposto dall'Agenzia delle Entrate, un servizio esposto tramite PDND, che serve sostanzialmente per verificare la coerenza di questi due set distinti di informazioni. Quindi a questo servizio passiamo i tre campi dell'eIDAS, i 3 o 4 raccolti dal forum di secondo livello, e questo servizio torna un OK o un KO. Se torna un KO, il cinema finisce lì, non si dà accesso al verticale, al gestionale. Se torna un OK, invece, si può procedere e si arriva, diciamo, a interagire col portale, ripeto, delle comunicazioni obbligatorie vere e proprie. Questo processo è stato implementato, è già in esercizio, non è ancora molto utilizzato da utenti, diciamo, transfrontalieri, secondo me anche per una questione di pubblicità. Posso immaginare che nelle fasi successive, diciamo, in futuro verrà fatta anche un'adeguata pubblicità a questo servizio. Comunque, diciamo, il servizio è in esercizio da dicembre. Quello che stiamo facendo adesso, di concerto con l'Agid, è implementare un meccanismo automatico di monitoraggio degli accessi, cioè di quanti utenti arrivano ad entrare nel portale CO Veneto tramite una login eIDAS, e basta. Sostanzialmente questo è il progetto. Qui in queste ultime 2 o 3 slide vi propongo, diciamo, alcuni flash, alcuni print screen degli step, diciamo, principali del processo che vi ho descritto. Il primo, che trovate sulla sinistra, è il famoso Single Digital Gateway, cioè è il portale unico europeo, vedete lì l'URL segnato in grigetto, europa.eu o anche youreurope.eu,
che sostanzialmente espone un catalogo navigabile. Ci si dichiara, sei un cittadino, sei un'impresa, quale paese ti interessa, Italia, quale argomento, le pensioni o altro, e dall'argomento, diciamo, si possono scegliere le procedure di interesse. Se andiamo a scegliere una delle procedure, diciamo, oggetto dell'integrazione col Veneto, veniamo rediretti in un secondo catalogo che è stato sviluppato da Agid, si chiama Servizi SDG, che è un catalogo che espone i servizi, diciamo, erogati da enti pubblici italiani, da soggetti italiani. Quei 4 che trovate evidenziati con il logo di Regione Veneto sono tutti, diciamo, afferenti al portale delle comunicazioni obbligatorie. Abbiamo dovuto metterne 4 in qualche maniera per adeguarci anche formalmente a quella lista famosa dei 21 servizi che vi avevo fatto vedere all'inizio, ma sostanzialmente sono tutti e 4 un accesso al CO Veneto. Scelto, appunto, confermata la scelta, voglio entrare nel portale CO Veneto, veniamo rediretti finalmente nel nostro, diciamo, ambiente, nel nostro portale, che è clicklavorovveneto.it, in una pagina specifica, una specie di welcome page bilingua. E qui non lo vedete, ma in fondo a questa pagina c'è il tasto accedi, login, che ci porta dove? Ci porta al MyID di Regione Veneto, quindi qui osserviamo appunto l'integrazione con il MyID di Regione Veneto. Ci spostiamo appunto in questo ambiente dove troviamo la possibilità di fare accesso con SPID, C e CNS, cosa che avevamo a disposizione appunto da alcuni anni, e in più quel quarto bottoncino che vedete lì in basso, Login with eIDAS. Cliccando quello si arriva dove? Si arriva al nodo nazionale italiano eIDAS che propone, diciamo, la scelta di uno Stato europeo, perché c'è da dire che anche anche l'eIDAS in quanto tale non è un identity provider, non è l'eIDAS in quanto eIDAS che dà, diciamo, un'identità digitale. L'eIDAS è anche lui un gateway verso gli identity provider specifici di ogni singolo stato membro. Quindi se andiamo nel nodo eIDAS italiano non troviamo la bandierina italiana, perché si suppone che se un italiano deve fare login, tanto vale che ci vada subito con lo SPID, senza fare un giro inutile, insomma. Quindi supponiamo che scelga una bandierina di uno Stato X, supponiamo il caso di un utente, diciamo, europeo, francese o tedesco che sceglie, diciamo, la bandierina italiana. Dove arriva? Arriva qua, in questa seconda, diciamo, pagina, il cui URL, se vedete, è sempre un MyID, ma è clicklavorovveneto.it, quindi siamo nell'ambito del portale procedurale nostro, insomma. Questo è il portale di collaudo, ma non perché vogliamo imbrogliare, ma perché, diciamo, il nodo eIDAS di collaudo ha anche la bandierina italiana per ovvi motivi di test. E in ambito di collaudo ci sono delle login eIDAS di test che possono essere usate per simulare e per testare gli accessi. Quindi questo è il form di autenticazione di secondo livello. Cliccando su conferma viene invocato quel servizio esposto da PDND di cui vi parlavo prima, e completato questo passaggio, diciamo, si atterra nel vero e proprio portale, diciamo, delle comunicazioni obbligatorie. C'è una parte che tratta, diciamo, tematiche di profilazione utente, di definizione di un profilo, e poi, diciamo, la parte vera e propria applicativa, mediante la quale l'utente, l'azienda, il datore di lavoro, il consulente del lavoro può dire: crea una comunicazione obbligatoria, la compilo, la mando, la trasmetto e fine.
Ecco, questo in estrema sintesi è l'esperienza, insomma, che volevo condividere, che volevo rappresentare. Io ho finito e se ci sono domande o richieste di approfondimento sono a disposizione. Grazie. Grazie Pietro. Ti chiedo Rompi? Ok, Ok. perfetto, ci siamo tutti. Intanto grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Credo che gli argomenti sono stati tutti molto interessanti. Abbiamo una serie di domande, già 8, a cui proviamo a dare risposta e vediamo chi dei presenti ci può aiutare. Allora, la prima domanda, è perché viene mantenuto il doppione Speed CAD? Allora, non so se è giusto dire che è un doppione, sono intanto identità che sono rilasciate da soggetti diversi per scopi anche diversi che poi vengono utilizzati anche come identità. So se Vincenzo, In un caso eh, abbiamo un ente pubblico, nell'altro abbiamo un ente privato, essenzialmente. esatto, quindi Speed è partita molto prima nell'identità digitale, occorre dar merito a chi ha avuto la visione di un'identità digitale, a differenza di CIE che è arrivata dopo tramite l'intervento del poligrafico. Diciamo che Speed in generale, così come CIE, sono orientati ai servizi online da molto più tempo, vengono utilizzate anche per scopi differenti, ma come detto, quindi sono degli elementi differenti. Ovviamente ci saranno anche in futuro, verrà sfruttata anche in modo differente sia Speed che CIE. esatto. Poi per esempio Speed a uso professionale, mentre non esiste una CIA ad uso professionale, per cui Insieme non anche solo esiste. in quel caso è già una differenza sostanziale. Non sappiamo come si evolverà nel tempo, sappiamo comunque che era poi quello che si diceva anche prima, insomma, ci saranno varie possibilità, le due hanno anche, l'avevi fatto vedere prima, livelli di identificazione diverse, capacità di essere più o meno anche dal punto di vista dell'usabilità dell'utente, cioè uno prenderà anche quello che gli è più comodo a seconda di quello di cui ha necessità, insomma. Certo. Eh, quindi attualmente c'è, diciamo, è un doppione, nel senso che sono due identità digitali, ma potremmo averne anche N di identità, insomma. Certo, diciamo che sulla singola tipologia di accesso sono collegate anche differenti informazioni, differenti dati del cittadino. In un caso abbiamo più informazioni, nel secondo caso ne abbiamo meno. Grazie. Va bene. La seconda domanda: è possibile imporre ai fornitori software dei gestionali in cloud dei comuni l'autenticazione a due fattori per l'accesso, esempio SPICE, per adeguamento sicurezza? Allora, intanto la scelta del tipo di autenticazione spetta all'erogatore del servizio e non spetta ai fornitori. Cioè, questo mi verrebbe da dire, no? Giusto, anche Stefano mi può aiutare su questo. Cioè, chi decide, insomma, se è il livello di sicurezza 1, 2, 3, altro, lo decide l'ente che eroga il servizio. Eh, per cui, insomma, non è che si impone, si chiede al fornitore di eseguire. Non so se su questo Vincenzo, che avevi parlato anche di tre livelli di autenticazione, se c'è qualche indicazione da dare, diciamo che li si sceglie in base al tipo di servizio, qual è il livello migliore e poi si applica. Certo. Stefano e Vincenzo, se avete qualcosa da dire, aggiungere. No, no, credo che tu abbia già descritto, insomma, quella che è la situazione, quindi in particolare se ci sono servizi che trattano dei dati che hanno delle caratteristiche un po' di delicatezza, è assolutamente opportuno richiedere un accesso con i due fattori. Ecco, abbiamo, diciamo, c'è stato un momento in cui avevamo CIE che aveva solo una tipologia di livello di sicurezza e Speed ne aveva molteplici, poi CIE si è adeguata, c'è stato un periodo di passaggio e diciamo che l'unica cosa è che i due livelli cioè le due identità abbiano gli stessi livelli di accesso e che non siano diversi. Questo è sicuramente un consiglio, è un criterio che deve essere adottato da tutti i comuni, da tutti gli enti. Giusto, Vincenzo, mi puoi Certo, confermare sta certo, sì, cosa? sì, Insomma, corretto, è corretto. perché sì, per un certo periodo le cose erano diverse. Eh, ad- eh,
Terza domanda. Ci risulta che il nuovo protocollo OpenID Connect non sia stato ancora adottato da tutti i providers di SPID. Come si dovrà procedere con i bandi PNRR? Sarà comunque possibile l'asseverazione? Questo, Vincenzo, è più una risposta tua. Allora, su questo avrei da dire che in questo momento Agid non ha ancora rilasciato la piattaforma per fare l'onboarding. Dottoressa Bovenzi, ora non conosco quale sia direttamente il suo comune perché non è una mia regione di competenza, però per qualsiasi dubbio o domanda rimando al collega account manager di territorio che mi ritenga direttamente in contatto per qualsiasi dubbio o evenienza. Sì, diciamo che nel caso in cui non sia possibile implementare l'OpenID Connect, Su il Speed PNRR per assurdo basterebbe fare l'OpenID su CE, su- basta che uno dei due sia in OIDC, ricordiamo questa caratteristica. in alternativa c'è sempre il corso di Il corso di formazione, erogazione. no? Ricordiamo che nel caso del Veneto, ANCI Veneto aveva messo a disposizione un corso negli mesi scorsi e che è ancora disponibile. eh, Basta contattare il nostro sportello di supporto regionale di ANCI Veneto e vi daranno tutte le indicazioni per poter anche completare quella parte. Al contempo, come ho detto nelle slide, sarebbe l'ideale andare in direzione dell'OpenID, in quanto nel momento in cui ci saranno delle evolutive dei vostri fornitori software, si camminerà tutti nella stessa direzione. Nel caso di Regione Veneto, Stefano aveva dato alcune indicazioni, noi stiamo proseguendo l'attività con l'Epida, che poi è, diciamo, uno dei partner di sviluppo dell'Emilia Romagna, e quindi man mano che diciamo, ci sono sviluppi nuovi, vengono integrati nel gateway MyID. E quindi voi, una volta che avete detto al gateway, la parte tecnologica viene implementata di volta in volta e aggiornata da Regione del Veneto senza grosse preoccupazioni. Ehm, Si sente spesso dire che lo SPID verrà sostituito da un wallet, magari inserito in appio. Potete cortesemente chiarire fino a quando si potrà usare SPID e di cosa si tratta? Proviamo Allora, a dividere le due cose. al momento diciamo che non c'è un vero e proprio piano di dismissione dello SPID, tant'è che viene utilizzato anche come forma di identificazione per appio all'interno del quale ci sarà il wallet. Le attività svolte sullo SPID sono sicuramente utili anche perché ci sarà un target anche nel 2026 per SPID. Esatto, l'abbiamo visto nel mio intervento che fino al 26, insomma, gli obiettivi sono sempre. Sì, abbiamo visto le tue numeriche, diciamo. Esatto. E, beh, invece il concetto di wallet e wallet che avevi anche nelle slide, in realtà Accennato. il concetto è quello di tenere insieme una serie di documenti, no? Non solo identità, quindi avere la patente di guida, piuttosto, giusto? Era questo il Sì, concetto non di è wallet. una misura che al momento ci compete come dipartimento, c'è solamente arrivata un'informativa così generica relativo a cosa potrebbe essere. Sì, diciamo che è ancora, non abbiamo trattato l'argomento, potrebbe essere occasione di approfondimenti futuri, sia perché l'IT Wallet è stato annunciato l'altro giorno e perché insomma, quindi avremo il tempo per maturare meglio tutte le informazioni che sono arrivate in questi giorni e se necessario dedicheremo insomma, degli approfondimenti in futuro. Ci sono dei fornitori che sostengono che per loro diventare dei service provider speed ha un costo per accesso utente. Corrisponde al vero? Io lo chiedo a Stefano, visto che noi facciamo da aggregatore, giusto? Sì, ma a me non risulta che ci siano dei costi per accesso. Eh, Se no, Regione del Veneto sarebbe messa un po' Sarebbe male. messa un po' male, sì, esattamente. In ogni caso, il suggerimento che posso dare è quello precedente, cioè di spingere, se lo riterrete, fortemente nella direzione dell'integrazione di MyID per arrivare all'integrazione con SPID. Sì, perché come dicevamo prima, no, il soggetto aggregatore, cioè comunque MyID come gateway, una volta che siete collegati a MyID, tutti gli altri, diciamo,
gli identity provider, che siano SPID, che siano altre cose, sono integrati e Regione si occupa di mantenere aggiornata la lista degli identity provider e quindi il rapporto è ente regione e non ente N provider, insomma, ecco, questo. Esatto, cioè ci sarà senz'altro un costo da sostenere da parte dell'ente all'atto della prima integrazione dello specifico applicativo service provider con MyID, ma poi in teoria finisce lì. Sì, sì, il costo è, diciamo, di integrazione con il fornitore del servizio, non Sì, di regione, regione è il esatto. servizio gratuito. Si ha un'idea delle tempistiche necessarie per l'adeguamento di MyD al protocollo OpenID Connect? Abbiamo già risposto, insomma, è ancora difficile Sì, dare una risposta, però c'è anche una volta attivo, SAML verrà dismesso? ecco, questo lo vedremo solo vivendo, come dice il brano, insomma, di un noto musicista. In questo è evidente che ci dovrà essere un mantenimento, almeno per un certo periodo, di quello che è il progresso, ma in questo momento non possiamo dire di più perché non si hanno notizie specifiche a riguardo. Quindi in questo momento SAML c'è e deve continuare ad esistere, è possibile interagire via OEDC con CIE ed è quello che stiamo cercando di fare appunto anche all'interno del gateway di TAMID. Per inciso, non l'ho detto prima, lo dico adesso, ma probabilmente l'avete intuito quando i tecnici hanno presentato l'app Vivi Veneto. Abbiamo anche la soluzione per quelle realtà, in particolare per chi ha necessità di integrare ad esempio applicazioni mobile che dialogano in maniera, se sono mobile native, dialogano direi in maniera quasi necessaria via protocollo IDC. Ebbene, come abbiamo fatto per Vivi Veneto, questo lo possiamo fare anche per gli enti del territorio. Si tenga presente che è un'interazione che dall'applicazione dialoga via OEDC fino a una componente aggiuntiva regionale che sta sui nostri sistemi e da quella componente aggiuntiva poi percorre il percorso che abbiamo descritto prima via SAML verso MyID e poi verso l'identity provider specifico, restituendo comunque poi a ritroso quelle che sono le informazioni necessarie al service provider richiedente nella modalità OEDC utilizzando il protocollo OEDC. Questo ovviamente vale per superare un problema, a quanto ho detto, di tipo operativo, di integrazione vera e propria, non vale ai fini ovviamente del PNRR azione 1.4.4, misura 1.4.4, perché non è un'integrazione OEDC nativa. In quanto nel momento in cui viene fatto login col singolo accesso al pulsante, per esempio, che ho mostrato prima, viene registrato all'interno dei registri che quel determinato comune con quel determinato codice IVA ha fatto in accesso in OEDC. È interessante la vostra soluzione, ma come dice Stefano, occorre separare le attività. Esattamente. Grazie. Una domanda invece sull'app di Veneto. Se ho capito bene, devo dare il consenso alla gestione dei miei dati personali all'app stessa che poi passa i miei dati personali ai vari servizi, sia per la pianificazione che la compilazione di form, eccetera. Che però sono servizi gestiti da altri titolari responsabili del trattamento dei dati per altre finalità, sanità, bollo, autoturismo. In questo scenario multiplo, come fate a gestire il consenso ai fini del rispetto del GDPR? Non so se i tecnici di engineering sono in grado di rispondere. Chi sono i titolari responsabili? Chi mi fornisce le informative? Non so, questo è un tema che è stato affrontato, Edoardo, Francesco, oppure non, Provo a dare un po' un chiarimento, sì, nel senso più che che altro sul passaggio dei sì, dati. esatto. Allora, diciamo, i dati nello scenario che vi ho mostrato prima in realtà sono l'app Vivenet usato come punto di accesso e poi si va verso quel servizio applicativo in modalità nativa tramite la WebView, ma in realtà è un browser che si apre su quel servizio. Quindi in quel caso quel tipo di interazione che c'è non è un'interazione forte, quindi l'app
manda solo, diciamo, riferimento a quel servizio, te lo apre e ti fa fare accesso perché sei già entrato. Per cui in quel caso lì il titolare effettivamente ogni servizio avrà il suo titolare, per cui è come se io stessi navigando e andassi i singoli servizi. Nel caso che ha mostrato prima Edoardo, in cui c'era un'integrazione leggermente più forte, perché lui ha fatto vedere la modalità in cui accedevo ad una pagina nativa, per nativa intendo mobile ready, quindi sapeva dialogare e leggere l'app. Allora in quel caso lì stiamo parlando di un qualcosa di strutturato all'interno dell'app stessa di VI Veneto, e quindi sarà l'eventuale trattamento dei dati di quel servizio che dovrà essere messo a disposizione diciamo, come anagrafica che sta utilizzando quei dati per fare quell'operazione. Per cui l'utente dovrà, nel momento in cui esprime il consenso ad entrare nell'app, c'era scritto attenzione che l'app userà questi dati anche per darti questa funzionalità forte, diciamo, di accesso nativo. Mentre sugli altri servizi è un legame leggermente più debole come passaggio, per cui rimane valido il singolo trattamento dei singoli servizi. Sì, poi dobbiamo dire che nei servizi regionali titolare della Regione del Veneto, almeno quelli regionali, per la sanità saranno diversi, e comunque c'è un'informativa privacy anche dell'applicazione, quindi ci sono tutta una serie di passaggi in cui l'utente non viene messo a conoscenza di quali sono tutti i servizi. Non possiamo andare oltre perché diciamo, andiamo a una parte amministrativa che dovremmo, insomma, sentire più altri esperti al riguardo. Magari potrebbe essere oggetto di un approfondimento per il gruppo di lavoro del GDPR che Regione Veneto ha. Prendiamo questa. L'ultima, alla fine, quali sistemi sono veramente eIDAS compliant? Allora, non mi è, cioè, la domanda non è molto chiara, però Stefano, una cosa possiamo dire, cioè chiunque utilizza MyID in questo momento può attivare il tastino login con eIDAS. Su questo siamo. Ok. Però questa cosa, vuol dire, serve anche a poco, se non viene fatta quell'operazione che aveva descritto Pietro, cioè devo riuscire a prendere quelle informazioni e farle dialogare col mio servizio. Se mi serve il codice fiscale, il login engine non me lo dà, devo fare un sistema che aveva illustrato bene Pietro di raccolta di informazioni, controllo. Quindi, non so, quali sistemi, quelli nostri, quelli sono stati adeguati, mi verrebbe da dire, non so come Stefano, noi abbiamo portato un caso concreto perché è l'unico forse al momento che abbiamo a disposizione. Non so se ci sono enti che ti hanno contattato su questa cosa, che hanno bisogno di servizi analoghi. La risposta è sì, cioè è un tema aperto questo, nel senso che più che un tema che è legato all'identità, alla forma identitaria di riconoscimento, direi che è un tema legato all'applicazione che è collegata all'identità stessa, no? Certo è che ci stiamo orientando sempre più appunto verso forme di servizi destinate ai cittadini, intesi come cittadini, almeno come cittadini europei, e di conseguenza dobbiamo cominciare a ragionare, a sviluppare, ad esigere che i principali servizi per i quali abbia un senso che siano erogati, indipendentemente da quelli che sono magari dei lineamenti un po' più rigidi, legati ad esempio al codice fiscale o cose di questo tipo, tipicamente italiani, dobbiamo esigere che vengano in qualche modo resi fruibili. Faccio alcuni esempi. Una prenotazione appuntamento, ad esempio autenticata, una prenotazione appuntamento presso un ufficio autenticata, direi che va garantita a qualsiasi cittadino. Sia esso un cittadino italiano dotato di codice fiscale italiano che un cittadino europeo dotato di un altro sistema di riconoscimento. Il fatto che, e qui c'è anche un interesse economico da parte dell'ente, ci possa essere un servizio in un ente del tipo, un servizio digitale del tipo pagare una multa, e questo va garantito e non è che l'applicazione possa esigere che quel cittadino, se è un cittadino straniero, mi presenti un codice fiscale fittizio tanto per far quadrare le cose e far avanzare i sistemi. Quindi sono casi da discutere in maniera, direi, accurata, in maniera approfondita, proprio puntando a suddividere quelli che sono
probabilmente dei servizi che hanno attinenza con aspetti economici per i quali necessariamente o tributari, no? Per i quali necessariamente ci vuole un riferimento forte e quindi la normativa italiana è quella che guida anche il cittadino europeo che poi ha un'attinenza, ripeto, economica sul nostro territorio, rispetto invece a servizi che sono di carattere assolutamente trasversale e devono essere offerti come tali. È un mondo in evoluzione, senz'altro. Ok. Lo scopo nostro era, insomma, oltre il PNR, cioè capire cosa dobbiamo fare anche dopo. Sì. Insomma, abbiamo capito che abbiamo tante cose da fare. A proposito, insomma, prima di chiudere, visto che qualcuno ci sta anche lasciando, abbiamo passato le 13, manderei l'ultimo sondaggio. Ehm, Federica, se ci sei ancora, ci aiuti. Vi chiedo in questo caso abbiamo inserito una serie di temi che potrebbero essere di interesse per i prossimi incontri o con i incontri dei gruppi di approfondimento e sui quali magari siete interessati ad avere qualche informazione in più. Avete anche la possibilità di aggiungere diciamo, altro, quindi un tema che magari non è dei primi. Ho messo i servizi correlati ai NIS, firma elettronica attraverso l'utilizzo della CIE, l'accesso controllato ai servizi online per i minori, il login eIDAS, così insomma i temi, poi magari qualcuno me lo so anche dimenticato, quindi usate altro per fornire eventualmente dati, informazioni. Lo teniamo aperto un po', quindi poi chiudiamo. Nel frattempo ne approfitto per salutare chi è intervenuto, quindi Vincenzo Masciullo del team territoriale del Dipartimento di Trasformazione Digitale, naturalmente Stefano Del Colle, collega di Regione del Veneto che è referente per la piattaforma Servizio al Cittadino e Identità Digitale, Pietro Pistolato del Sistema Informativo Veneto Lavoro e il team di design, sviluppo di engineering, quindi Piero Luisi, Edoardo Manzini e Francesco Fornasiero. Naturalmente ringraziamo anche Federica che ci segue dalla regia. Io direi che possiamo terminare il sondaggio, condividiamo i risultati e quindi diciamo che firma elettronica e login aid sono i temi che sono di interesse e quindi troveremo il modo più avanti di approfondire tutti i temi. Io vi ringrazio tutti i partecipanti che ci seguono da remoto. Vi ricordo che c'è il prossimo incontro l'11 di aprile sul cloud. Anche qui avremo interventi di varia natura, tra cui anche sui temi della sicurezza e sui temi della gestione dei costi del cloud. Vi invito ad iscrivervi e a partecipare e vi anche annuncio che il 16 di aprile è previsto un incontro importante sulla piattaforma di pagamenti digitali. Potete seguire anche da remoto, non solo in diretta o in presenza, come desiderate meglio, ci sarà uno scenario di sviluppo di quello che noi in Regione Veneto è MyPay, ma insomma avrà un respiro nazionale. Ci saranno interventi di tutte le regioni d'Italia e anche una conferenza ed una tavola rotonda sull'argomento. Tutte le informazioni le trovate naturalmente su MyExtranet, sia in home page e poi nella pagina dedicata agli eventi. Ringrazio ancora tutti quanti e arrivederci alla prossima.